Si è parlato di strade e di autonomia in occasione della venuta del Presidente della Regione Nello Musumeci a Realmonte, tutte tematiche di grandissima attualità ma ancora irrisolte, come la vicenda dell'incompiuta Agrigento-Palermo e la Canicattì-Caltanissetta, da anni con i lavori iniziati e non completati, creando tanti disagi a chi quotidianamente la percorre. Mi fa la cortesia, chieda un appuntamento col Ministro Toninelli, è lui che deve dare le risposte, non noi. Noi non ci occupiamo di strade in Sicilia, non è competenza della Regione. Le strade sono per 17.000 chilometri provinciali e le province le ha distrutte il precedente governo assieme al partito del Ministro Toninelli, mentre 3.700 chilometri sono statali che appartengono al Ministro Toninelli. Noi non abbiamo un chilometro di strada in Sicilia, nonostante tutto ci stiamo sostituendo alle province e abbiamo già stanziato 200 milioni di euro. Ma invece che regalare un pesce all'affamato sarebbe bene insegnare all'affamato come si pesca, quindi restituiamo alle province il primato che avevano prima e consentiamo loro di poter mantenere le strade. Presidente, un'ultima domanda, ecco, lei si è battuto molto, è stato presente nelle reti nazionali a proposito dell'autonomia delle regioni, ecco, il ruolo della Sicilia chiaramente deve essere determinante perché le regioni del Veneto, Lombardia, insomma, vogliono più soldi. No, regione come Veneto, Lombardia e Emilia Romagna chiedono l'autonomia e io che sono autonomista convinto e che guido una regione che è la capitale dell'autonomismo non posso dire di essere contrario. Dobbiamo solo capire se quella loro autonomia, se quel regionalismo differenziato dovesse comportare un danno per il Mezzogiorno d'Italia. Noi non abbiamo nessuna gelosia, a patto che venga salvaguardata la perequazione fiscale, la perequazione infrastrutturale, il fondo di solidarietà, perché l'Italia è una e se noi facciamo arricchire chi è già ricco e rendiamo più povero chi è già povero, questa Italia non sarà mai unita. Ecco perché abbiamo chiesto un tavolo per tutti i presidenti della regione, non solo per quelli che chiedono il regionalismo differenziato. E lì a carte scoperte giocheremo questa partita che se non comporta alcun danno per il Mezzogiorno d'Italia noi siamo ben lieti di poter condividere, a patto che il Mezzogiorno d'Italia la smetta a chiedere sempre e a nascondere o a mettere in tasca. Un poco di responsabilità sono anche del Mezzogiorno d'Italia. Se siamo ancora la Cenerentola d'Europa, dopo 70 anni dalla fine della guerra, qualcuno si deve chiedere perché. I responsabili non sono solo a Roma, ecco, sono anche a Palermo, sono anche nella nostra isola. E allora cambiamo mentalità, basta privilegi, senso di responsabilità, tempi, risorse e sanzioni per chi non fa il proprio dovere. Questa è la mia proposta e la proposta del governo che ho l'onore di guidare.